Sono la presidente dell'associazione Itinera Romanica Amici del Romanico, che è l'organizzazione promotrice di questa serie di 4 eventi, presentazioni del libro, del volume Il tempo dei giudicati, e siamo un'associazione attiva su tutto il territorio regionale che ha come scopo principale, come finalità principale, la promozione e la divulgazione della storia medievale della Sardegna. Per me la serata di oggi è particolarmente importante per diversi motivi. Intanto è l'ultima di un ciclo di 4 conferenze che abbiamo deciso di portare avanti insieme alla casa editrice Lisso, proprio nelle 4 capitali giudicali. Quindi abbiamo iniziato a Cagliari, abbiamo proseguito a Oristano, poi l'abbiamo fatta la penultima ad Ardara e ora finalmente ad Olbia. Il secondo motivo è perché è il nostro battesimo olbiese, perché pur essendo attivi su tutto il territorio regionale da oltre una decina d'anni, ancora non avevamo organizzato un evento qua a Olbia. E per questo motivo ringrazio per l'ospitalità e per la disponibilità il Consorzio Uni-Olbia, che immediatamente ha accettato la nostra proposta. Il terzo motivo in realtà più personale, perché oggi a presentare con noi, a portarci in questo mondo che è il periodo, quello dei giudicati. Non so quanto di voi conoscano la storia medievale della Sardegna, ma vi assicuro che dal racconto, dal viaggio che faremo questo pomeriggio, emergerà una storia originale da scoprire, che è piacevole raccontare ed ascoltare, e capirete forse meglio proprio per l'originalità di questa storia perché noi con passione portiamo avanti questo progetto di divulgazione. Il motivo personale perché a presentare il volume questa sera c'è il mio professore di storia medievale dell'Università di Pisa, quindi uno degli artefici poi della mia scelta di proseguire negli studi sul Medioevo e poi anche uno degli artefici perché proseguendo negli studi del Medioevo oggi sono presidente di questa associazione. Quindi per me è doppiamente piacevole la serata di oggi. Io prima di lasciare la parola al professore darei la parola a Giulio Canego, che è il padrone di casa, per i saluti. Grazie. Saluti velocissimi, io porto il saluto e il benvenuto da parte del mio presidente, il dottor Avvocato. Il consorzio universitario è una realtà ormai abbastanza consolidata e la cui missione è quella appunto di promuovere la presenza dei 2 atenei sardi nell'Università di Sassari, appunto di Cagliari, presso la città di Olbia, il territorio di Olbia. Quindi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo dato anche un'accelerata abbastanza, diciamo, vigorosa, però ci manca forse un aspetto, cioè il fatto di provvedere magari a programmare qualcosa proprio in ambito storico, e quindi io credo che magari la presenza di stasera possa essere anche un input per venirci qualche idea e magari programmare insieme qualcosa che può essere sia qualcosa a livello di corso di laurea ma anche di post laurea, non è detto che comunque la stessa non possa essere altamente qualificante, e quindi il consorzio di Universitario Olbiese è a disposizione appunto dei 2 atenei e quindi anche degli studiosi appunto in questo senso per provvedere appunto ad adottare la città di Olbia comunque di un qualcosa di qualificante anche dal punto di vista appunto dello studio della storia. Buon lavoro. Grazie. Giusto 2 parole sul volume e sul perché abbiamo deciso di presentare questo volume. Intanto insieme a noi da questa parte c'è anche la professoressa Rossana Martorelli dell'Università di Cagliari, che è una delle curatrici del volume. Perché è importante il tempo dei giudicati? Perché non solo per gli studiosi, non solo per gli studenti anche, ma anche per gli appassionati, e a vederlo non sembrerebbe, però si può definire una sintesi dei secoli giudicari, quindi si trovano tutte le informazioni dei diversi
aspetti della società di quel periodo, che vedremo è una società molto vivace, culturalmente molto attiva, e vengono analizzati da diverse figure, quindi archeologi, storici dell'arte. Ognuno dà il proprio sguardo ad un aspetto particolare del periodo giudicale nei quattro giudicati. Io mi fermo qua e lascio la parola al professor Ronzani. Ecco, mi sentite? Allora, buonasera. Io ovviamente prima di tutto devo ringraziare per questo invito a venire a presentare questo bel volume. E devo dire francamente che venire da Pisa qui in Sardegna, in Gallura, a Olbia, l'antica Civica, non è allontanarmi tanto dai miei interessi, anzi sostanzialmente mi sento ancora a casa, se per caso si intendono quegli interessi storici, quell'amore, quella passione per il Medioevo, per quei secoli centrali del Medioevo, diciamo dall'undicesimo al XIV secolo, in cui secondo me, e non solo secondo me, c'è una storia tirrenica in senso lato che ha come teatro proprio il Tirreno, che può avere come poli principali la Sardegna da una parte, un po' anche la Corsica, Pisa e Roma. In questo ambito è sostanzialmente una storia unitaria, ossia i fenomeni avvengono e si riverberano ugualmente su tutto questo territorio. In particolare si sa quali sono i legami fra Pisa, soprattutto dall'undicesimo secolo in poi, nei confronti delle isole tirreniche, nei confronti della Sardegna, ma sono legami che sono stati, come dire, rafforzati, giustificati, resi possibili proprio dalla partecipazione a questa grande politica inaugurata dalla sede apostolica, dal papato nell'undicesimo secolo, proprio quasi come di ricristianizzazione o comunque di nuova apertura del papato proprio in ambito tirrenico. E allora si sa che ad esempio un papa come Urbano II, famoso perché è il papa delle crociate, il papa che lancia la crociata, è il papa che lancia la crociata come riconquista dei territori, dei luoghi dove era nato il cristianesimo, di ricostituzione delle antiche diocesi e così sia, ecco, così via. È particolarmente interessato alla Sardegna e affida nel 1092 questo arcivescovo pisano Daiberto, che poi non a caso capeggerà la flotta della sua città nei confronti verso Gerusalemme, nei confronti della crociata, lì si fermerà e diventerà il primo patriarca latino di Gerusalemme. Ecco, se noi pensiamo al nostro cardinale Pizzavalla, patriarca latino di Gerusalemme, ecco, lui è il successore, il cui primo patriarca latino di Gerusalemme è stato l'allora arcivescovo di Pisa, Daiberto, per volontà di Urbano II. Ecco, dico questo per notare che questo legame, cioè questo portare, servirsi delle capacità di Pisa per la Sardegna nell'ambito di una più ampia politica da parte della sede apostolica, continua anche dopo il 1092. E così, riepilogando rapidamente, già nel 1138 Innocenzo II riconoscerà all'arcivescovo di Pisa una prima superiorità sulla provincia ecclesiastica, sulla sede metropolitica di Torres, facendolo diventare l'arcivescovo di Pisa anche primate della provincia di Torres, e sottoporrà strettamente a Pisa anche le due sedi vescovili che allora si trovavano in Gallura, ossia Civita da una parte, che è l'antenata della nostra Olbia, e Galtellì dall'altra, in quelle due che sono poste ai due estremi di quella particolare configurazione della Gallura così allungata, che noi vediamo anche
nella cartina che vi sapevo vedere. Questo legame diventa poi ancora più stretto nel 1176, quando un altro papa, Alessandro III, conferisce all'arcivescovo pisano di quel momento, che si chiamava Ubaldo, la primazia anche sulle altre due province ecclesiastiche di Sardegna, ossia quella di Cagliari e quella di Arborea. A quel punto, ecco, l'arcivescovo di Pisa valeva proprio come una sorta di superiore, di supervisore di tutta la politica ecclesiastica di Sardegna in nome della sede apostolica. E così si spiega anche quel perché, se voi venite a Pisa e girate per Piazza del Duomo, trovate per esempio il Museo della Primaziale, la visita alla Primaziale di Pisa. Si chiama la chiesa primaziale della cattedrale di Pisa semplicemente perché il suo arcivescovo nei secoli del Medioevo era il primate delle tre province, il superiore delle tre province metropolitiche della Sardegna, ossia Cagliari, Arborea e Torres, e aveva una superiorità diretta sulle due diocesi di Civita e Galtelli. Perché dico questo e faccio questa presentazione che non è questa introduzione che non è una captatio benevolente, una scusa per dire perché da Pisa, dal continente, vieni qui a parlarci di un libro che poi è così strettamente, intimamente legato alla Sardegna, alle sue strutture e alla sua conformazione. Ma per riaffermare, come dicevo prima, che è una storia comune questa del Tirreno nei secoli centrali del Medioevo, che si può vedere sia sul versante pisano, sul versante romano della sede apostolica o sul versante sardo. Basta pensare questo forte interesse della sede arcivescovile pisana nei confronti della Sardegna è quello che secondo me giustifica, crea le condizioni perché ad un certo punto alcune delle principali famiglie cittadine, che sono prima di tutto legate da vincoli di vassallaggio feudale nei confronti dell'arcivescovo, perché queste famiglie si interessano più vicino alle vicende sarde e finiscono poi per partecipare ed entrare se stesse nel controllo di alcuni dei giudicati sardi. Basta pensare ai visconti pisani che diventano dall'inizio del 200 giudici di Gallura, e all'altra famiglia dei marchesi di Massa, di un antico ceppo bertengo, che prima ancora, alla fine del XII secolo, con Guglielmo di Massa era diventato giudice di Cagliari. Tra l'altro un grande personaggio, questo Guglielmo di Massa, che probabilmente è all'origine dello sviluppo del boom che ha avuto Cagliari, Castel di Castro e quella parte della Sardegna nei decenni successivi. Ecco, nasce così, proseguendo il discorso, quel legame fra vivere e essere famiglie pisane, ma avere forti interessi politici in Sardegna e nei giudicati sardi, quindi giocare su due tavoli, su due sponde dello stesso mare Tirreno, e si crea quel fenomeno che il Carducci, in quella famosa poesia Faida di Comune, descriveva molto bene: voi che siete re in Sardegna e a Pisa cittadini, voi che in Sardegna siete giudici di alcune delle sedi giudicali e siete anche però cittadini della città, porta a un intreccio fra politica in Sardegna e politica a Pisa molto forte. Ecco, se noi pensiamo qual è l'episodio più famoso della storia pisana della fine del 200, quella del conte Ugolino, rappresentata da Dante, che prima si associa al potere suo nipote Nino, giudice di Gallura, Nino Visconti, giudice di Gallura, poi lo tradisce per accordarsi con l'arcivescovo, poi a sua volta è sopraffatto dalla maggiore astuzia dell'arcivescovo e fa la fine che sappiamo. Tutta questa vicenda in fondo vede come protagonisti due domini sardine, come si chiamavano allora, cioè due persone che hanno forti legami e forti interessi proprio nei confronti della Sardegna, e non si spiega proprio senza questa caratteristica. Ecco, questo mostra come, studiando anche la storia della Toscana nei secoli centrali del Medioevo,
in particolare anche proprio fra 200 e 300, si incontrano a ogni piè sospinto anche queste vicende sarde, queste ambientazioni sarde. Ci sono delle cronache, ce n'è una che è stata famosa, che ho anche studiato di recente in volgare pisana, che si svolge quasi tutta in Sardegna, proprio perché segue da vicino questi protagonisti, questi domini sardine nei loro interessi da una parte e dall'altra del mare Tirreno. Ma anche leggendo cronache apparentemente che trattano di tutt'altra cosa si possono trovare interessanti riferimenti alle vicende sarde. Faccio solo un esempio. Poco tempo fa, leggendo una cronaca fiorentina di fine 200, degli ultimi anni del 200, anonima, che parla delle vicende fiorentine, quindi dei Guelfi, dei Ghibellini, delle lotte, ecco, non parla di Dante, ma parla di tutto quello che c'è intorno alla vita di Dante, si trovano inaspettatamente dei riferimenti alla storia di Sardegna. Quella cronaca, ad esempio, ci dice, l'unica che ce lo dice, il giorno esatto della morte del giudice Nino Visconti, che a un certo punto era venuto in Sardegna, era venuto in Gallura per difendere i suoi domini, e lì era morto nella reggia presso Gantellì il 1° settembre 1296, una data che solo questa cronaca fiorentina ci dà. Poche righe dopo ci dice questa cronaca che un personaggio fiorentino, tolosato degli Uberti, di quella famiglia famosa che è la famiglia di Farinata degli Uberti, quella del 10° canto dell'Inferno, ad un certo punto arriva nel giudicato di Arborea, questa è una posizione di preeminenza, e probabilmente per un breve periodo taglia la testa al giudice di Arborea, Mariano II, e per qualche mese diventa il padrone del giudicato, salvo poi riaccordarsi con Pisa. Tutte vicende che meritano di essere riprese, questa presenza ad esempio inaspettata della famiglia fiorentina degli Uberti nella Sardegna di fine 200, che meritano di essere approfonditi. Tutto questo è semplicemente un modo per ribadire quello che dicevo prima, è una stessa storia quella che si muove da una parte e dall'altra del Tirreno. Però questa storia può essere raccontata naturalmente in vari modi. Ecco, finora, da quello che vi ho raccontato a modo di introduzione, è una storia di persone, una storia di uomini, di ecclesiastici, di titoli ecclesiastici che danno luogo a un particolare titolo di onore nei confronti della Sardegna. È una storia di persone che agiscono da una parte e dall'altra del Tirreno e così via. Se invece prendiamo in mano questo libro, e sono molto contento di aver avuto l'opportunità di leggerlo, per così dire, in anteprima e di potervene parlare, si vede che questa vicenda, in particolare le vicende della Sardegna fra XI e XIV secolo, non sono viste tanto, come già altre volte è stato fatto, dal punto di vista delle persone, delle loro azioni, della politica, delle istituzioni, ma da un'angolazione un po' diversa e tutto sommato originale, ossia degli ambienti naturali in cui queste azioni si svolgevano, dei contesti materiali che sono il territorio, l'insediamento, le città, le fortificazioni, i castelli, le chiese, proprio dal punto di vista materiale, ossia gli aspetti materiali della storia della Sardegna fra XI e XIV secolo che sono qui particolarmente seguiti proprio per dare alla nostra vicenda storica, che è senz'altro la storia è senz'altro una vicenda dell'agire degli uomini nel tempo, ma gli uomini non agiscono nel vuoto o non agiscono all'interno di luoghi chiusi, di conventicole, ma agiscono sul territorio. Le vicende politiche, le azioni politiche si riverberano proprio sul territorio. E questo è il succo, come dire, si direbbe per una parola un po' abusata di questi tempi, la mission fine, il fulcro di questo volume, mostrare proprio la Sardegna nella sua materialità.
E allora è un libro ricco di illustrazioni di ogni tipo, ci sono cartine, ci sono delle bellissime fotografie, di cui vedremo ora qualche spezzone, ci sono delle tabelle e ci sono anche delle ricostruzioni virtuali di ambienti, di luoghi, di chiese, di monasteri, che specialmente per un pubblico giovane, per dei ragazzi, servono proprio per dare una prima idea. Vedi, questo monastero doveva essere fatto così e doveva essere composto in questo modo, proprio per abituarsi a pensare che anche gli uomini di quel tempo vivevano in un ambiente preciso, in un ambiente paesaggistico ma anche architettonico preciso. Ecco, ora che con questa cartina che ho lasciato qui, vedete, questo è l'inizio del volume, semplicemente la presentazione a cura del collega Giovanni Serrelli, che lavora presso questa unità del CNR di Cagliari, che si occupa proprio di storia mediterranea, cioè di storia della Sardegna in una prospettiva mediterranea, che è uno dei curatori di questo volume. Ma questa è semplicemente una breve introduzione per capire cos'erano queste 4 partizioni, questi 4 regni o queste 4 entità in cui dall'XI secolo in poi noi vediamo ripartita un'isola che probabilmente in età bizantina invece aveva una strutturazione unitaria. Ora, come si sa, il grande problema della storia della Sardegna è capire come si passa dall'unica provincia bizantina ai 4 giudicati, dall'unità alla frammentazione. Ma pensando alla lontananza progressiva l'isola si trova nei confronti del centro, nei confronti di un centro che ormai è molto lontano, Costantinopoli, oggi Istanbul. Si vede come ad un certo momento le vicende politiche, amministrative locali evolvono in modo tale da portare alla costituzione di queste 4 entità, a capo delle quali queste persone nel frattempo si sono dovuti abituare a un cambiamento notevole. Cioè, fino ad un certo punto hanno parlato in greco, tutta la politica e l'amministrazione della Sardegna si è fatta usando la lingua greca. Da un certo momento in poi li vediamo usare la lingua latina. Se noi pensiamo scherzosamente un po' quello che succede anche alla nostra religione, che come dire, è stata costruita, il cristianesimo è costruito dal greco di San Paolo, dei Vangeli e così via, poi da un certo momento ha imparato a parlare latino, con tutte le difficoltà anche di traduzione che ne possono conseguire. Ecco, dopo questa prima cartina che ci mostra semplicemente le ripartizioni politiche della Sardegna del nostro periodo, se noi ne vediamo un'altra, che vi volevo far vedere se mi riesce di... ecco, questa qui, che adesso cerco un attimo di centrare un po', quest'altra cartina mostra questi 4 giudicati e mostra è un po' un riassunto cartografico di questo volume. Questi 4 giudicati dal punto di vista delle ripartizioni amministrative, quindi ogni giudicato diviso nelle varie curatorie con i nomi storici di queste curatorie. Ecco qua. Ma ancora di più ci interessa, scusate che cerco un momento di riportare... Prego. Ecco, ci mostra questa Sardegna dal punto di vista dell'insediamento dei luoghi importanti. Ora, scusate, devo abituarmi a questa tastiera che non è propriamente quella che uso di solito e quindi, come si dice, non è il messale, diciamo, che uso quotidianamente. Ecco, questa cartina ci mostra la ripartizione, ci mostra quali sono i centri di interesse di questo volume, che sono essenzialmente, dopo naturalmente il territorio, e il territorio nella sua occupazione, diciamo così, nella sua occupazione di tipo
economico, nel suo sfruttamento economico, quindi in queste grandi aziende curtensi, queste grandi aziende agricole che troviamo a volte attestate nei secoli centrali del Medioevo, in qualche caso sono evolute in forma di veri e propri villaggi, in qualche caso sono state anche scavate, riconosciute archeologicamente e in qualche modo scavate e studiate ad opera soprattutto di uno degli altri protagonisti di questo volume, che è il collega Marco Milanese, che è il docente di archeologia medievale all'Università di Sassari. Accanto a questo aspetto diffuso, le unità, le aziende agrarie, le unità di coltivazione, qual è l'altro punto di riferimento essenziale di questo volume? Le città, la nascita degli agglomerati, dei veri e propri agglomerati urbani. Tra l'altro, ecco, in Sardegna come dire, non esistono villaggi ed esistono vere e proprie città. Non ci sono tante vie di mezzo, non ci sono insediamenti quasi cittadini, insediamenti mediani come ci sono in tante altre parti d'Italia. Anni fa un mio collega, Giorgio Chitolini, coniò proprio questa idea, la quasi città nel Medioevo italiano, che io scherzosamente ho pensato che lui abbia coniato questo termine quasi città, ricordando che un famoso telecronista di quando c'era la radio e non la televisione, Niccolò Carosio, descriveva una partita, cioè tiro quasi rete, che non voleva dire niente, voleva dire che era stato parato o era andato fuori, ma indicava è lì per fare un gol. Ecco, invece in Sardegna ci sono, dai villaggi ci sono dei veri e propri, alcuni pochi ma importanti veri e propri centri urbani. E questo volume li segue ciascuno di loro proprio nel loro formarsi, nel loro costituirsi e nel loro strutturarsi. Ovviamente il più importante di questi è naturalmente l'odierna Cagliari, ossia il passaggio da quella che era sul mare una residenza giudicale, cioè un insediamento che aveva soprattutto al centro la residenza dei giudici di Calari, come si dice di solito per indicare che il giudicato Calari, da cui invece la città odierna è Cagliari. Questo centro di Santa Gilla o di Santa Igia, che ad un certo momento poi viene distrutto, ma già all'inizio del XIII secolo, proprio anche grazie all'attivismo di quel giudice di Cagliari, Guglielmo di Massa, di origini continentali, di una lontana famiglia dell'aristocrazia del Regno Italico al tempo di Ottone I, gli Obertini, avesse quest'idea di valorizzare il luogo dell'odierna Cagliari creandovi un insediamento fortificato, il famoso Castel di Castro, che è il nome medievale dell'odierna città di Cagliari. Ma accanto a questo altre città sono menzionate in questo volume, Oristano ancora, oppure Sassari, che invece non è tanto una città giudicale, ma proprio una città cresciuta, che è forse uno dei pochi esempi di città che poi finisce per diventare un comune secondo il modello dell'Italia centro-settentrionale, dell'Italia centro-settentrionale continentale. Come d'altra parte una città, un centro moderno, ma poi strettamente controllato da Pisa, era diventato nel corso del 200 quel Castel di Castro che noi abbiamo visto. Era diventata una vera e propria città, popolata in gran parte di mercanti toscani, pisani e di altri luoghi della Toscana, centro di interessi, luogo di scambio di commerci non solo con l'altra parte del Tirreno, ma anche nei confronti, per esempio, dell'Asia. Faceva notare giustamente Sergio Tognetti, che è un altro dei collaboratori di questo volume, che dal porto di Cagliari è più facile arrivare a Tunisi piuttosto che arrivare a Roma o a Pisa, nel senso che è semplicemente più vicino. E a Tunisi c'è
c'è una presenza islamica importante che dà luogo a dei rapporti vivaci di scambio commerciale, e Cagliari è in fondo in una posizione privilegiata proprio perché è a metà strada, per così dire, tra Tunisi da una parte, l'Africa settentrionale e la costa tirrenica dall'altra. Oppure ci sono anche altre città. Poi, fuori delle città, diciamo, quali sono i luoghi materiali importanti, degni di essere considerati? E sono due entità. Cominciamo da quella più vicina al discorso che abbiamo fatto finora, i palazzi, i centri, come dire, del potere giudicale, le sedi del potere giudicale. Abbiamo menzionato Santa Igia, che era la sede del potere dei giudici di Cagliari, che però sappiamo viene distrutta radicalmente fra 1257 e 1258. E quanto ho preso da questo volume, non si sa nemmeno bene più dove fosse, proprio è stata così fatta sparire scientificamente, abilmente, per cui è ancora difficile oggi localizzarla. E dall'altra parte è importante invece questa sede giudicale di Ardara, dove ancora c'è quella bella chiesa di Santa Maria Assunta, che era la sede il centro dei giudici di Torres. Sono, come dire, degli insediamenti importanti dal punto più politico, istituzionale che demografico, che comunque segnano anche la conformazione della Sardegna. Un altro centro del potere giudicale era naturalmente quello dei giudici di Gallura. Quando Nino Visconti fa testamento nell'estate del 1296 e il 1° settembre sappiamo che morirà, lui si trova proprio in una residenza giudicale vicino a Galtellice, vicino a Nuoro, ma è lì che c'era la sede era quella che era la sede dei giudici di Gallura, e fra l'altro lui chiede di essere sepolto proprio in quel luogo, insieme alle tombe, accanto alle tombe degli altri giudici di Gallura, suoi predecessori, con un'importante precisazione, molto romantica se si vuole, che ci dà l'idea di questa continua tensione tra Sardegna e Medioevo toscano. Il corpo sia sepolto accanto agli altri miei predecessori giudici di Gallura, ma il cuore sia estratto e sia portato a Lucca e sia sepolto presso la chiesa di San Francesco di Lucca, dove si trova tuttora l'altare con dentro la sepoltura del cuore di Nino Visconti, a indicare questa idea. Nino Visconti che il cuore lo mette a Lucca perché, come sappiamo, dopo essere stato tradito e buttato fuori dalla città dal suo nonno materno e alleato Ugolino, non può dire voglio che il cuore lo metto a Pisa, no, il cuore lo metto nella città che mi ha accolto, da cui sono ripartito nel tentativo poi di riconquistare anche il giudicato di Gallura, e quindi lo mette a Lucca. Ecco, accanto a questi luoghi, come dire, centri giudicali, veri e propri, ci sono i castelli, questi famosi castelli sardi, che alcuni di questi che sono così ben studiati in questo volume. Ne faccio vedere, ne mostro uno solo. Ecco, Goceano. Ecco, scusa, di solito tendo sempre a portare indietro l'accento, in questo caso l'ho sempre chiamato così, Goceano, che è, ecco, forse uno dei più famosi. Vedete, qui ci sono delle foto d'epoca, ma nella documentazione di questo volume ci sono anche altre fotografie che lo ritraggono da vicino. È un centro che ha un'importanza, un castello, un luogo fortificato proprio su un'altura, su una sommità, il che ha un significato sia di controllo militare, ovviamente, cioè mettere un centro fortificato su un'altura, ma anche un forte significato simbolico. Lo si mette in quel punto perché sia visto da più lontano possibile. A indicare, e un castello indica una presenza, un'autorità, una forza che si vuole presentare e poi vuole dare l'idea proprio della sua presenza vigile sul territorio.
castello che è legato alla vicenda dei giudici di Torres a Lugo, che poi avrà un'ulteriore vicenda dopo la fine del giudicato di Torres. Ecco, accanto a questo castello molti altri ne sono studiati in questo volume. Direi, ecco, un po' tutti i castelli della Sardegna di cui ci sia rimasta un'evidenza materiale. Ecco, sfogliando questo volume si trova come un itinerario ideale che si può fare viaggiando, cercando nel territorio, spostandosi nel territorio alla ricerca di questi resti, di queste fortificazioni, di questi castelli, di questi centri fortificati. Magari è un giro turistico che è meglio fare in una stagione diversa rispetto all'estate in cui ci troviamo, ma che rende l'idea, ci mostra proprio come dire, questi luoghi di controllo del territorio e di esibizione di un potere, collocando il castello in un punto strategico e soprattutto ben visibile anche da lontano di questo territorio. E di questi, come dire, questi castelli ce ne sono tanti e sono tutti ben studiati in questo volume. Poi, accanto, parlavamo di queste evidenze materiali, architettoniche, ecco, le città, le sedi giudicali, i castelli, ce n'è una quarta e importante di queste evidenze, di cui finora non abbiamo parlato, ovviamente, che sono le chiese. Le chiese in tutte le loro espressioni. E se noi andiamo un pochino più avanti in questo volume, no, prendiamo, intanto togliamo questo, se noi andiamo un po' più avanti in questo volume, ossia, dovrebbe essere qui, ecco, a pagina, prendiamo di nuovo una cartina, e dovrebbe essere qui, ecco, a pagina, in questo caso, eccolo qua. Questa cartina, la ingradiamo, magari riusciamo a ingrandirla un pochino. Ecco, questa è una cartina essenziale che ci mostra un altro aspetto che avevamo detto, a cui avevo accennato prima, ma su cui merita di prestare attenzione. La Sardegna, divisa in 4 giudicati, in 3 province ecclesiastiche, cioè province legate ad una sede arcivescovile metropolitica, Cagliari, Oristano, Torres, più 2 diocesi per così dire slegate, che sono quelle che poi sono legate strettamente, hanno invece come superiore diretto l'arcivescovo di Pisa. Tutto questo ci mostra una strutturazione ecclesiastica assai complessa del territorio sardo, una presenza vescovile capillare sul territorio sardo, perché ciascuna di queste sedi metropolitiche aveva un certo numero di semplici sedi vescovili diocesane subordinate. E questa cartina ci mostra proprio la presenza di queste sedi vescovili. Vedete ad esempio la provincia di Cagliari aveva Sulci, aveva Dolia, aveva Suelli, che sono sedi indipendenti. Oppure quella di Arborea aveva Terralba, aveva Usellus, aveva Santa Giusta. Quella di Torres ancora di più, vedete Bosa, Ottana, Sorres, Ploaghe, Castro, Bisarcio e così via. Ora alla fine non le ho contate, ma una ventina di sedi vescovili. Pensate, ecco, a indicare la Sardegna di quel periodo, una ventina di sedi vescovili. Oggi non ho pensato a fare questo conto, ma sono sicuramente almeno un terzo rispetto a quell'epoca. Quindi vuol dire una presenza capillare di sedi della Chiesa organizzata in diocesi con la figura centrale dell'apparato ecclesiastico della Chiesa cristiana, che è il vescovo. Ecco, questa presenza di vescovi sul territorio. E ovviamente se noi pensiamo a un vescovo, pensiamo alla chiesa in cui il vescovo ha sede, che celebra normalmente, che è un po' il luogo in cui lui compie gli atti importanti, che sono le cattedrali. E allora, per ciascuna di queste sedi vescovili, laddove è possibile,
vengono mostrate proprio le cattedrali come anche quello, diciamo, nel loro aspetto, come ci vengono, come sono rimaste ora. Qui ci sono, vedete, solo alcuni esempi di questi, di queste entità, a indicare proprio questa presenza capillare di cattedrali. Ma non basta, perché per avere un'idea della complessità cristiana, ecclesiastica della Sardegna fra dei secoli qui studiati, c'è anche un altro aspetto da tenere presenti. Non ci sono solo i vescovi con le cattedrali, ma ci sono anche i monaci con i monasteri. Questa esplosione, questa grande fioritura monastica della Sardegna nei secoli che qui ci interessano, con molti monasteri che sono in fondo fondati e dipendenti da ordini monastici riformati, particolarmente vivaci fra XI, XII e XIII secolo, i camaldolesi, i vallombrosani, oppure i cassinesi che avevano il centro a Monte Cassino, oppure i vittorini che facevano centro su quel monastero di San Vittore di Marsiglia, che è così importante nell'epoca, per esempio, di Gregorio VII. Ecco, e allora l'insieme di tutta questa serie questa serie anche di monasteri, noi lo trovate simboleggiato da questa altra cartina che vedete, me lo prendo per favore, che sono i 316 della pagina. Che comunque c'è una, va bene, comunque lo stesso. E spesso anche questi monasteri sono luoghi importanti, sono centri di organizzazione del patrimonio, centri di organizzazione dell'attività agricola e così via. Ecco, legandoci rispetto a quello che abbiamo detto finora, facciamo un passaggio successivo e diciamo il volume è in grande parte proprio dedicato a queste evidenze materiali. Quindi, come vi dicevo, non parla tanto di vescovi, ma parla di cattedrali, non parla tanto di monaci, ma dimostra le chiese monastiche con le chiese monastiche nel loro aspetto. Non parla tanto di giudici, ma vi mostra laddove possibile le sedi giudicali. Non parla tanto di cittadini, ma vi mostra le città nel loro aspetto urbanistico e nella loro attività economica. Ma ovviamente questo volume non dimentica, dopo aver dedicato tanto spazio alle strutture materiali, alle pietre, nella loro evidenza immediata, lascia ancora, dà il giusto spazio anche a fonti di diverso tipo, che sono le fonti scritte, in relazione soprattutto a quelle entità materiali che abbiamo visto. Ecco, citerò solo un caso. Noi sappiamo che c'è questo tipo di testi sardi medievali con dagli, in questo caso l'accento sulla A, che sono delle raccolte che corrispondono in parte ai cartulari monastici che si trovano anche in Toscana ed in altre zone dell'Italia centro-settentrionale, ossia delle raccolte come dire, di documenti che servono per mostrare i diritti, per mostrare i beni, le proprietà, le ragioni per cui queste proprietà sono detenute dal monastero e i modi in cui il monastero li ha sfruttati e soprattutto l'origine anche di queste proprietà, che in molti casi derivano da donazioni da parte dei giudici, i quali ovviamente giudici di questi 4 giudicati hanno sì favorito come dei loro vescovi, ma io direi ancora di più, hanno sentito come qualcosa di loro i loro monasteri, proprio perché legandosi a questi monasteri, diventando benefattori di questi monasteri,
perché, come si sa, i monasteri sono come delle sorte di fortezze di preghiera, sono dei luoghi a cui noi possiamo affidare, potevamo allora affidare tranquillamente le sorti della nostra anima, sapendo che una comunità di monaci, la cui vita è organizzata proprio intorno in gran parte alla liturgia e alla preghiera, è la comunità più specializzata e più utile per assicurare quella preghiera di suffragio, quella memoria liturgica che consentirà all'anima dei giudici e dei loro familiari di raggiungere quella salvezza che si sa è così difficile, proprio perché ci si rende conto che dopo la morte c'è un passaggio difficile che è come se riusciamo a ripulirci, come dire, a purgarci dei nostri peccati, delle nostre macchie per meritare poi finalmente quella Gerusalemme celeste a cui speriamo di arrivare. Ecco, i monasteri sono, e i monaci con le loro preghiere sono proprio gli intermediari che servono ad assicurarci con le loro preghiere di suffragio di riuscire più facilmente a raggiungere l'esito sperato che ciascun cristiano spera. E questo è un altro aspetto importante che spiega anche il legame che si trova fra i giudici e i monasteri sardi e che è evidenziato in questi tondagli. Famoso quello di Bonarcado, ad esempio, dove tante volte vengono ricordati anche i giudici. Tra l'altro, dicevamo, l'ansia, diciamo, fra i nostri giudici, in particolare del XII secolo, c'è comunque una sensibilità religiosa forte. Ecco, fra i giudici che sono visti un pochino più da vicino, a cui è dedicato una scheda per mostrare proprio una biografia particolare, c'è quel famoso Bonario, giudice di Torres nel secondo quarto del XII secolo, che ha anche la cui biografia, tanto per cambiare, si intreccia strettamente con quella di Pisa, sposa una donna pisana, ha forti legami con questa famiglia pisana e così via, che ha una forte presenza nel giudicato. È lui che fonda questo famoso castello di Goceano, e che è lui che aiuta tanto spesso anche il monastero di Bonarcado, ed è lui che poi alla fine della vita lui stesso decide di farsi monaco direttamente. Solo che a questo punto, di questa scelta finale, esce questa scelta di distacco da tutta la sua esperienza precedente, esce addirittura dalla Sardegna e dove va a farsi monaco in quello che alla metà del XII secolo è il monastero più famoso di tutta la cristianità latina, o meglio quello che godeva della fama migliore, che non era più la Cluny di cui si parla tanto nei manuali, che però aveva le sue difficoltà, ma era la grande rivale di Cluny, ossia Citeaux, quella che poi è all'origine di quella famiglia, di quell'ordine dei cistercensi che tanta importanza avrà in quei secoli. E così il nostro Bonario diventerà monaco cistercense. Ecco, diciamo, viaggiando in questo volume si possono trovare questi aspetti, ma è naturalmente molto altro. L'operazione che si fa in questo caso, lo dico ancora una volta, proprio per valorizzare al massimo il modo in cui è organizzato questo volume, si passa dal materiale all'immateriale, ma dando al materiale, inteso come aggettivo sostantivato, quindi alle cose, alle città, alle entità materiali, alle entità di pietra, ai luoghi che siano luoghi fortificati, che siano luoghi di cittadini, che siano opere d'arte come le cattedrali o le chiese monastiche, dando tutta l'importanza, a loro tutta l'importanza che hanno e accennando anche alla possibilità poi di passare da queste entità materiali ad altri aspetti della vita, alla documentazione amministrativa, per esempio, e così via, oppure anche agli stessi codici di leggi, che le famose carte dell'OGU, le carte del diritto locale che ci sono rimasti per alcuni appunto dei luoghi della Sardegna. Ecco, questo concludiamo. Vi dico la mia esperienza personale leggendo questo
questo bel volume tosto, pesante. Ecco, anche il volume nella sua materialità rispecchia quello che c'è nel contenuto. È un volume che innanzitutto si può sfogliare semplicemente cercando tra le tantissime immagini questa o quella che ci interessa, qualche cosa che scopriamo, ma si può leggere anche pian piano perché è costruito per brevi capitoli con schede riassuntive, quindi è un volume che si può leggere un po' alla volta secondo degli interessi che abbiamo, delle curiosità che abbiamo, che non si deve necessariamente leggere da pagina 1 a pagina 300 di filato, ma si può leggere saltando da una parte all'altra. O, se ci pensiamo, è lo stesso modo che si deve usare a leggere il più famoso di tutti i libri del mondo, che è la Bibbia, che si può leggere sia romanzo dalla Genesi fino all'ultimo libro di Daniele e così via, ma si può leggere anche in tutt'altro modo, partendo dalla fine e tornando indietro facendo collegamenti. Ora, non dico che questo libro sia la Bibbia della storia medievale sarda, forse è eccessivo, però sicuramente è un volume che raccoglie tutto quello che c'è rimasto, che noi dobbiamo sapere su questa Sardegna dell'età dei giudicati, questo momento così particolare che dura 3 secoli, i secoli centrali del Medioevo, comincia nell'undicesimo secolo, si vede molto bene fra il XII e il XIII secolo, entra in crisi alla fine del 200, ma continua nel corso del 300 con quell'appendice importante che è il giudicato di Arborea, che avrà una vita che poi durerà fino all'inizio del 400. È una fase della storia della Sardegna che qui viene raccolta, mostrata in tutti i suoi aspetti. E quindi aprire questo libro è come fare ogni volta un piccolo viaggio turistico, un viaggio nel tempo, andando indietro in questi secoli, che poi sono i secoli centrali del Medioevo, come si dice, quelli che in altre storiografie si chiamano proprio l'Alto Medioevo, inteso non come l'antico Medioevo, ma come il Medioevo del punto più alto della sua parabola. Un primo medioevo, un alto medioevo, cioè il medioevo alto, il medioevo importante, e un tardo medioevo che è poi quello che porta poi direttamente all'età moderna. Ecco, in questo volume, aprendo questo volume, possiamo viaggiare nel tempo e come vogliamo nello spazio, guardando come era fatto quel castello, guardando come era fatta l'urbanistica della città, ecco, in tutti questi aspetti. E credo che sia un volume che ci possa fare compagnia molto a lungo, se uno ce l'ha in casa, come ho avuto la fortuna io di avere, ecco, lo terrò in bella vista nella mia, anche se occuperà un po' di spazio, nella mia scaffalatura, perché ecco, quando avrò voglia di rimmergermi in quella Sardegna dell'undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo secolo, che è un po' anche la Sardegna per cui mi batte veramente il cuore, so quale libro voglio andare a prendere, devo prendere, e quale libro posso tornare a sfogliare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, è come ritornare veramente tra i banchi dell'università per me. Non so se tra il pubblico c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualche intervento, se no lascio la parola. Sì, devo fare il microfono. Ok, faccio il microfono. Sapevo che non avevo i tacchi. Sì. Ancora oggi si discute della sede del giudicato di Caligula. Il giudice dice che era itinerante. Ancora oggi non sappiamo di preciso se Civita era la sede. Secondo lei la sede era Civita oppure veramente era un giudice itinerante? Grazie. Non è facile saperlo, però guardi, vi faccio vedere, mi ero portato, qui mi ero portato qualche contributo che sulla ecco, lì un testamento estratto, dovrebbe essere questo. Questo era ecco, questo è il testamento di Nino Visconti del luglio del
Andiamo un po' a vedere, arriviamo in fondo. Actum, ecco, questo testamento viene dettato da Nino nel luglio del 1296 in camera superiori, lo ingradiamo un pochino, in camera superiore, in camera superiori turris sive palazzi curie de Gaetali iudicatus Gallurie in qua idem dominus iudex iacebat infirmus. In questo caso il Palatium Curie è lì vicino a Galtellini, almeno in quest'epoca estrema. Per quanto ne so, ma credo sicuramente qui accanto a me ho la collega Rossana Martorelli, che è docente di archeologia cristiana all'Università di Cagliari, che credo forse sicuramente ne sa più di me al riguardo, ma ecco, dicevamo un attimo che è un giudicato poco documentato. Sì, allora, intanto le sedi giudicali sono tutte itineranti per tutti e 4 i giudicati, poi ce n'è qualcuna che nel tempo acquisisce più importanza e le idee non sono chiare in generale, anche per gli altri giudicati ci sono tanti dubbi, soprattutto relativi a quanto dura la presenza del giudice in quella sede. E il giudicato di Gallura in questo senso è uno dei più problematici, ancora la parola fine su questo argomento non c'è. Quindi bisogna insomma riuscire a trovare qualche attestazione più sicura. Si parla anche del nord verso il corso dell'Icia, ci sono tante ipotesi su questa sede giudicale, quindi ancora non è stata ritrovata. Grazie. Avete citato Sant'Egia, Santa Gita. Un attimo, io ho avuto la fortuna di poter studiare su un inventario di beni di Pisa del 1317-18, il Liber Fondachi, che riguardava una parte del giudicato di Gallura, la cosiddetta Gallura inferiore, da Offilo in giù, a sud, cioè di Offilo, forse Offilo. Lì risulta che i curie regni non regge, vengono chiamate curie regni. Erano 3. Una era Posada, in Villa de Posada, murata circoncita, quindi aveva proprio una vera e propria fortezza. Un'altra era Orosei e un'altra ancora era Galtellini. E quindi il signore che chiedeva poco fa se fosse itinerante, penso che sia giovane. Queste curie servivano con i busciacchesos, cioè quelli che avevano la busciacca, il recipiente dove veniva conservato il denaro, periodicamente raccolto poi con le tasse. Penso di aver... Il signore laggiù in ultima fila. Se eventualmente siano conosciute le cause della distruzione di Sant'Egia, Santa Gilla e chi furono gli autori di questa operazione militare. Ecco, in questo caso, a quello che si sa, è diciamo, il giudice, l'ultimo giudice di Cagliari, tradizionalmente alleato di Pisa, fa molta faccia, almeno secondo le fonti, naturalmente, si allea con i genovesi, fa arrivare un contingente genovese. Allora la Pisa si organizza, fra l'altro raccogliendo tutte le sue forze, proprio nel momento in cui è diventata un comune di popolo, riesce a coordinare le principali famiglie nobili, facendole partecipare a questa impresa che è guidata da un esponente del popolo, e fra 57, probabilmente tutto nel 1257, c'è uno scontro, una serie di scontri militari che portano proprio alla sconfitta dei genovesi e anche poi alla distruzione di Santa Gilla. Quindi siamo nel 1257. E questi anni a volte sono importanti, questo 1257, perché era l'anno, perché i pisani sono così sicuri di fare questa cosa? Perché pochi mesi prima avevano finalmente fatto la pace con il papato dopo un interdetto durato dal 1241 in poi, cioè dall'epoca di Federico II.
e avevano fatto la pace con Alessandro IV. Fra l'altro, se uno viene a Pisa, va in Piazza del Duomo, vede c'è ancora il fronte del vecchio ospedale storico della città, che si chiama di Papa Alessandro perché è il pegno pagato dalla città a fondare un ospedale in onore del Papa con cui ci siamo riconciliati. Avere chiuso questo capitolo, diciamo, essere tornati in alleanza, dà loro quella sicurezza di poter compiere un'azione militare, probabilmente con l'appoggio o con la non ostilità di Alessandro IV. Come a dire, va bene, diciamo, il giudicato, il territorio di Cagliari è vostro. Tanto è vero che alla fine la parte del castello resta direttamente del comune e il territorio giudicale viene diviso poi fra le 3 famiglie principali, gli esponenti delle famiglie principali che hanno partecipato alla spedizione, che sono i da Capraia, i 2 rami dei conti Gradesca dei Donoratico e i visconti già giudici di Gallura. Quindi quell'anno lì è 1257. Tra l'altro quello è un anno, come dire, ricordato da Pisa, ora mi dilungo un attimo ma finisco subito, proprio un anno magnifico, perché contemporaneamente in Terra Santa c'è una vittoria proprio contro i genovesi. Quindi quello è un anno fondamentale per la storia cittadina. Ecco, sotto, e concludo, quando poi c'è la battaglia di Montaperti del 1260 in cui le truppe mandate dal re Manfredi sconfiggono i guelfi fiorentini, c'è questa egemonia ghibellina sulla Toscana, a Pisa questa cosa non è che, nonostante Pisa abbia questa fama di una città ghibellina, non è che faccia tanto piacere, perché avevano ritrovato quella loro strada di operare d'accordo con la sede apostolica. E è quello che nel 1257 gli era riuscito. Scusi per la lunghezza della domanda, della risposta, ma ci sono quegli anni, alcuni anni che sono più importanti di altri, chissà, che si ricordano particolarmente. Posso aggiungere anche un altro punto di vista su questo periodo, perché un po' era un disastro annunciato, nel senso che i pisani avevano già messo molto le mani sulla zona di Cagliari, perché avevano già fondato un districtus, dicono le fonti, nel 1212, cioè una postazione di commercio, perché Cagliari è sempre stata in un posto, chiaramente un punto nevralgico nel Mediterraneo, quindi avevano una base commerciale già lì. All'epoca della giudicessa Benedetta, la giudicessa dona loro il castello, la Rocca di Castello, quindi dà a loro un territorio che le permette ovviamente di stabilirsi non più soltanto con un piccolo distretto, con un piccolo emporio, chiamiamolo così, ma di acquisire forza. Ora, se avete presente il territorio, il castello in alto, Sant'Agilla in basso, diciamo che la dominavano molto dall'alto. E quindi queste situazioni, poi che come sentite sono poi situazioni che riguardano, eventi che riguardano il Mediterraneo, non soltanto la Sardegna, perché poi la Sardegna fa parte del Mediterraneo e quindi sono tutta una serie di eventi concatenati, diciamo che poi c'è stato il caso Sbelli, ma in un certo senso diciamo che i pisani già stavano cercando, come si direbbe oggi, un po' di allargarsi e quindi di prendere anche Sant'Agilla. Per questo abbiamo chiamato un continentale Toscana per fare la presentazione del libro, perché poi abbiamo l'altro punto di vista. C'è un'altra domanda. Io vorrei ritornare su Olbia. Nel contesto delle chiese romaniche della Sardegna, la nostra chiesa, la chiesa di San Simplicio, si differenzia da tutte le altre perché ha la facciata che guarda ad oriente. Ci sono tante voci, naturalmente nessuna confermata, ma il fatto che dipendessimo dalla primazia di Pisa e non direttamente dal Vaticano, dal Papa, anche se insomma, le cose erano sempre legate, ha avuto a che fare con questa scelta o no? Rispondo io. Dunque, l'orientamento delle chiese in realtà, diciamo che l'orientamento con l'abside ad est non è obbligatorio per le chiese. L'orientamento dipende da tutta una serie di fattori, cioè per esempio le strade. Allora, per entrare in chiesa bisogna che ci sia una strada che porti alla chiesa, quindi
L'orientamento di quella chiesa evidentemente era condizionato o da preesistenze o anche da un sistema urbanistico, un sistema stradale. Faccio un esempio valido per tutti: San Pietro a Roma. San Pietro a Roma è orientata a occidente, cioè all'abside all'occidente, ma se l'avessero messa con l'abside a oriente, chi usciva da Roma, invece di vedersi la splendida facciata di San Pietro, avrebbe visto l'abside. Non è bello, no? Quindi l'orientamento dipendeva dal fatto che la strada arrivava da quella direzione. Quindi l'orientamento veramente per le chiese non è un fatto condizionante, quindi non mi soffermerei tanto, diciamo, su questi aspetti. Un altro intervento? Vediamo. Allora, Salve, io vorrei tornare un attimino indietro nel passaggio dalla provincia bizantina ai 4 giudicati per chiedervi, secondo voi, qual era il ruolo delle classi agiate sarde in questo passaggio, perché questo è importante anche sotto altri punti di vista. Grazie. No, che non è. Sì, infatti si deve rappresentare il celeste. Sì, no, però questo poi è il passaggio, sì, infatti è il primo capitolo del volume. Allora, il ruolo di queste classi è molto importante, quindi facciamo un salto indietro e quindi faccio una pubblicità ben poco occulta: comprate anche il libro precedente, tanto qui c'è, perché lì c'è tutta la storia del periodo precedente. Durante tutto il periodo bizantino, quindi da quando vengono sconfitti i Vandali a metà del VI secolo, arrivano, la Sardegna entra nell'impero bizantino, vengono inviati da Bisanzio dei funzionari, come sempre nei paesi che entrano in una nuova dominazione, che hanno il compito cioè fanno parte dell'organizzazione, hanno anche un compito di organizzazione militare, di difesa e anche di tipo economico. Quindi a questi funzionari vengono dati dei territori dove loro fondano dei villaggi o riprendono villaggi già esistenti, dove mettono delle chiese. Una di queste spie sono le intitolazioni ai santi orientali, che diventano comunissime in questo periodo, che sono proprio culti che loro portano dall'Oriente. Inizialmente sono di Bisanzio, cioè sono persone che vengono dall'Oriente. Con il tempo chiaramente diventano sardi, nel senso che poi i discendenti nascono qui e quindi sono famiglie sardo-bizantine, diciamo così. Queste famiglie sono detentrici del potere anche economico, quindi con il tempo diventano una classe agricolo-militare, diciamo così, cioè hanno la gestione del territorio sotto tutti i punti di vista e diventano sempre più importanti, affiancano il clero nella gestione del potere. Quando poi la Sardegna, arrivano gli arabi in Africa settentrionale, la Sardegna esce dalla provincia d'Africa e rimane però sotto Bisanzio ed è l'unica provincia, l'unica regione occidentale, perché poi a poco la Sicilia viene presa dagli arabi, l'Italia meridionale fa un po' salterello fra arabi, bizantini e longobardi, la Sardegna diventa confine occidentale dell'impero fino, diciamo, intorno al X, adesso poi la data di fine non si sa. Però cosa succede? Che a maggior ragione quando la Sardegna è lontana da Bisanzio e ha questa posizione un po' non tanto marginale quanto anche difficile nella comunicazione, cioè rimane formalmente nell'impero bizantino, però è chiaro che stando tanto lontano, a poco questa classe, che è l'elite, la classe dominante, diventa sempre più importante e sono loro stessi che diventano i giudici, cioè da queste famiglie nascono poi, ci sono le famose iscrizioni che sono anche nel volume, dove si parla di arconte, che è una carica ancora bizantina, però è Torchitorio, che noi ritroviamo tra i giudici, quindi sono loro stessi che poi prendono il potere, si emancipano da Bisanzio. Quando la Sardegna si stacca da Bisanzio non c'è una guerra, si stacca e basta, cioè a poco diventa autonoma con una gestione autonoma e è lì che nascono i 4 giudicati. Questo proprio per linee essenziali. Ecco, prego. Ho trovato curioso il fatto che in Sardegna si parlasse il greco, una cosa di cui non ero a conoscenza. In che periodo è iniziato dopo i Romani
quando poi si è tornati al latino. Un'altra curiosità, come mai nel giudicato di Gallura così poche curatorie? E per contro, come mai tante sedi vescovili? Allora, cominciamo dal greco. Innanzitutto la Sardegna è bilingue. Nel periodo alto medievale la Sardegna è bilingue, quindi ovviamente riceve il greco dai bizantini, il discorso che facevo prima, cioè da tutti questi elementi dell'Oriente, e poi la comunicazione con Bisanzio, che verosimilmente in greco. Però le epigrafi, che sono quelle che poi ci danno la dimensione del quotidiano, no? Le epigrafi funerarie, quelle che si trovano sulle tombe, le troviamo sia in latino che in greco, quindi vuol dire che le persone erano sia di origine greca sia di origine invece locale, presumibilmente, e parlavano sia il greco che il latino. E questo lo sappiamo fino alla fine dell'età bizantina. I giudici all'inizio, proprio perché sono queste persone che vengono da questa classe dominante, conoscono ancora il greco e quindi, soprattutto negli atti ufficiali, in molti casi usano il greco, però abbiamo tanti documenti in latino, quindi è perfettamente bilingue, possiamo dire, non si parla solo greco. E tra l'altro il greco è molto più presente al sud della Sardegna rispetto al nord, proprio perché lì c'è evidentemente una presenza maggiore di elementi dall'Oriente. L'altra cosa che aveva chiesto invece... curatorie e molte sedi vescovili. Perché il giudicato di Gallura è più strettamente collegato al papato, no? Mi sembra di ricordare. È più legato al papato, dipende dalla Santa Sede il giudicato di Gallura. E quindi, però il numero delle curatorie non credo che dipenda da questo, è un caso evidentemente, non c'è una ragione precisa. Povertà di territori, diversa ristrutturazione. Una ventina e passa, mentre le sedi diocesane sono due, sono Gandelli e Civita. Sì, comunque no, è un caso, ecco, non c'è una ragione. Se la professoressa me lo permette, volevo rispondere in merito alla collocazione di San Simplicio. Sono l'archeologo che si è occupato di fare lo studio stratigrafico. La basilica di San Simplicio, probabilmente, come ha detto giustamente la professoressa, risente innanzitutto dalla strada. Non so chi di voi ha visitato la necropoli e c'è la rampa che sale dalla necropoli verso l'ingresso della basilica e quella sostanzialmente è la via di accesso. Poi dipende soprattutto anche dalla collocazione della chiesetta originaria. La chiesetta originaria, probabilmente di poco precedente all'anno 1000, era, essendo quella una collina di 14-15 metri sul livello del mare, la chiesetta originaria era realizzata dall'apice verso occidente e quindi quello, diciamo, ha compromesso lo sviluppo della chiesa romanica che noi conosciamo adesso, perché la chiesa romanica che conosciamo adesso è il prodotto di un ulteriore ampliamento rispetto alla chiesetta, se mi passa il termine la prof, paleocristiana, insomma. Grazie. Forza allora, solo qualche osservazione sulla nostra storia, diciamo così. 400 anni 4 secoli quindi di storia, io non li ho letti da nessuna parte. Parlo da ex insegnante di scuola media e di scuola superiore, eccetera. Non c'è traccia della nostra storia in nessun... Giusto sui nuraghi un francobollo in un libro di scuola media abbiamo trovato e noi non esistiamo praticamente. La Sardegna è come diceva quel cantautore napoletano, l'isola che non c'è, non esiste, nella storia non esiste assolutamente. Eppure abbiamo 400 anni di storia dove abbiamo anche il privilegio di avere scritto cose importanti della storia europea. Sì, giudicati, ma erano re come il re di Francia, come il re di Spagna, eccetera. Regni, non giudicati, ma regni giudicali innanzitutto. Come diceva Francesco Cesare Casula, iudices sive rex, quindi re a tutti gli effetti.
Anche la figura femminile nel periodo dei giudicati, quando nell'Europa la donna, diciamo così, aveva un ruolo non certo preminente nella storia, nella politica, eccetera. In Sardegna abbiamo avuto un periodo in cui c'erano 4 regine nei 4 giudicati. Adelasia di Torres, Elena di Gallura, Eleonora d'Arborea e poi Benedetta di Massa, che era la figlia di cui parlava il professore di Guglielmo, eccetera, di Massa, che ha lasciato un'impronta molto importante. Quindi di cosa vogliamo parlare? Non parliamo poi dei condagli a cui ha accennato il professore. Qui siamo primatisti in assoluto. Non c'è nazione europea dove ancora si scrivevano le leggi scritte, la Magna Carta del re Giovanni di Senza Terra viene molti anni dopo, verso il 1230, eccetera, dopo che noi scrivevamo già gli atti dei monasteri nei testi, nei condati, eccetera. Il breve di Villa di Chiesa è uno spettacolo, ce lo invidiano in tutto il mondo come libro, sia della contabilità, della cultura, della letteratura, della lingua soprattutto, la nostra lingua. Prima lei ha accennato, dice che dal greco al latino. Io avrei detto meglio, dal greco si è passati direttamente al volgare, perché non vorrei sbagliare come ha sbagliato Dante col volgare sardo, che non l'ha neppure preso in considerazione nel libro dei volgari dei vulgari eloquenze, non l'ha preso in considerazione. I sardi, dice, sono come le scimmie, ha detto queste testuali parole. Copiano il latino come le scimmie copiano le persone. Ha detto queste parole. Vabbè, non era colpa sua perché Dante in Sardegna non c'è mai stato e ha capito che forse i sardi parlavano quella specie di genovese toscano misto e lui l'ha saputo solo dall'amico Nino Visconti e quindi non ha potuto appurare comunque ha preso una grossa cantonata e non è stato poi. Basta. Grazie. Giusto una precisazione, visto che è un ex collega. Io insegno nelle scuole superiori, insegno storia dell'arte e posso dire che rispetto a quando io ero studentessa, adesso la Sardegna c'è nei libri di scuola. Ad esempio, per quanto riguarda quando si fa l'architettura romanica in Italia, ci sono le nostre chiese romaniche. Questo credo che sia anche la conseguenza di un riappropriarci da parte di noi sardi della nostra storia, ma della nostra storia, non della nostra storia. Quello che vogliamo fare noi anche come associazione è far passare il messaggio, per quanto ci riguarda limitatamente alla storia medievale, ma in generale un discorso che può essere molto più ampio. La nostra storia è talmente originale, talmente particolare, che non ha bisogno di aggiungerci altro, basta raccontarla così com'è. Quindi dobbiamo essere perfettamente consapevoli e conoscere la nostra storia, ma la nostra storia, questo è quello che fa la nostra associazione da circa 12 anni. Mi riallaccio anche a un altro aspetto del suo intervento, che è quello delle donne nel Medioevo sardo. Proprio perché noi siamo un'associazione molto versatile e con un grande numero di donne all'interno del direttivo e una presidente da qualche anno donna, noi dedichiamo ogni anno un ciclo di conferenza ad una tematica particolare del Medioevo in Sardegna. Uno nel 2020, prima del Covid, l'argomento è stato quello delle donne protagoniste del Medioevo sardo, non solo le 4 giudicesse, badesse, donne di diversa estrazione sociale e culturale. Devo dire che questo argomento, ma oggi ne siete voi una testimonianza di quanto l'argomento stia suscitando un grande interesse. Io personalmente non mi aspettavo questa risposta oggi, anche perché, come dicevo prima, è la prima volta che noi come associazione arriviamo ad Olbia. La nostra storia,
questa in particolare delle donne, noi abbiamo pubblicato un libro sulle donne protagoniste del Medioevo sardo che è andato in ristampa, quindi che noi stiamo presentando nei posti anche più dispersi dell'isola e che continua a distanza, stiamo parlando del 2020, che continua a distanza di 5 anni a suscitare interessi. Siamo nelle scuole, per mia esperienza personale, io mi sono laureata a Pisa, mi sono specializzata a Pisa con delle tesi sulla Sardegna, quindi a dimostrazione del fatto che magari a Pisa avevano più sensibilità all'epoca, più sensibilità che qua. Magari qua si cercavano argomenti un pochettino più generici. Quindi sta cambiando e ci prendiamo anche un po' il merito noi per il nostro piccolo lavoro. Sì, sarebbe ora. C'è un altro intervento. Buonasera, mi riferisco alla professoressa che è una curatrice del libro. Io ho questo libro e l'ho letto in diversi punti. Ora, ho trovato delle inesattezze, mi permetto di dire delle inesattezze. Quando parla di Terranova, parla del castello di Pedres e parla del castello alto medievale di Montatirti, che ha un circuito di mura possenti e ha 1 ettaro circa di estensione. Probabilmente lì si rifugiarono gli antichi olbiesi dopo l'incursione da parte come si dice, dei barbari, insomma, ecco, che provenivano dall'Africa, ma avevano fatto un passaggio dal nord Europa, dalla Spagna, poi sono arrivati in Africa e poi nel 400 per 80 anni hanno, diciamo, invaso la Sardegna e Olbia l'hanno distrutta. A quel punto, ecco, l'inesattezza che mi permetto di dire, non sono uno studioso ma un appassionato, ecco, il libro colloca il castello di Montatirti, addirittura dice che è quasi al confine con la provincia dell'Oceano. Cioè, è tutto inesatto perché il castello di Montatirti è posto a 3 chilometri da Olbia, oggi con l'espansione della città anche di meno, è su una collina che domina tutta la piana diciamo che se vuole, non possiamo parlare di confini, ma se di un confine è alla fine della piana e così comincia a salire verso l'Alta Gallura. Ora, un altro aspetto che volevo dire è che il giudicato di Gallura in questo libro è molto sottodimensionato, o meglio, ha un'importanza molto minore rispetto agli altri giudicati, almeno da quello che si scrive nel libro, certo, è quello un po' più che si è studiato di meno. Ultimamente lo sta studiando molto il professor Corrado Zedda, che ha scritto un libro, Città e paesi della Gallura in età giudicale, e l'ultimo che ha fatto, che parla soprattutto dei Visconti, un altro piccolo libro che parla del giudicato di Gallura. Ora, non per campanilismo, però c'è anche, diciamo, un po', Olbia è un po', come dire, presa in poca considerazione in questo libro. Eppure negli archivi di Pisa, adesso non ricordo esattamente come si chiama, hanno un nome questi archivi, si parla che nell'anno 1000 i pisani fecero un'incursione ad Olbia e parlarono di grosso bottino in grossa terra. Quindi da questo è evidente che Olbia già da allora era un centro abbastanza popoloso. E poi nella bibliografia non viene mai citato il professor Panetta. Il professor Panetta ha scritto nel 78 un libro, diciamo, molto importante sul giudicato di Gallura, sulle sue curatorie, sulla sua divisione amministrativa. Questo libro nella bibliografia non viene assolutamente citato, eppure è una pietra miliare nello studio del giudicato di Gallura. Ecco, queste inesattezze in questo libro, a mio parere, non dovrebbero esserci. Poi il ruolo di Olbia, il ruolo che poi è chiamata Terranova. I pisani perché hanno potenziato Terranova, diciamo, ristrutturando le mura che già c'erano, ricordiamo, ristrutturando le mura. E gli ultimi studi ci dicono, e anche lui lo sosteneva, che probabilmente al centro di Olbia, dove c'è l'ex caserma della finanza, molto probabilmente lì c'era il castello di Terranova, che poi
alla fine del dominio pisano, in un inventario fatto agli spagnoli che presero possesso poi della città e della Gallura, si parla espressamente del castello di Terranova, che molto probabilmente aveva una dimensione di mura di 400 metri di estensione per lato, quindi non era una cosa, diciamo, trascurabile, all'interno della quale molto probabilmente c'era la chiesa palatina di San Paolo, che si parla già siamo nel 1322, si parla già di questa chiesa di San Paolo, ecco. E quindi volevo dire, e poi l'Alta Gallura, cioè al Luogo Santo, ci sono due castelli importanti, ancora oggi chiamato Castello di Valdo, che poi è Ubaldo Visconti, che è stato il giudice di Gallura, a cui credo sia succeduto in un primo momento un nipote, e poi il cugino Giovanni di Gallura, sempre pisano, e poi il Castello di Balagnano, diciamo, a dimostrazione che diciamo, la residenza dei giudici era itinerante. Ma però il professor Corrado Zedda sostiene nella città e paese di Gallura che Terranova era il centro più importante, perché qui c'erano i consoli pisani, c'era un porto, c'erano i pesi che servivano per tutto il giudicato, cioè i pesi servivano a quei tempi, ovviamente erano molto importanti, erano le unità di misura che servivano dove c'era un porto importante, dove avvenivano dei traffici importanti che si svolgevano dalla città verso il continente e verso altre destinazioni. Quindi ecco, è un po' sottodimensionato il giudicato di Gallura. Se vogliamo diciamo, riferirci agli ultimi scritti di questi che vi ho detto, specialmente il professor Corrado Zedda, che ha effettuato degli studi approfonditi ovviamente negli archivi, come ha fatto il professor Panetta, nei vari archivi pisani, e poi in altri archivi di Cagliari e anche della Spagna, insomma. Ecco. Qui la ringrazio per questo contributo, perché è un ottimo esempio di attenzione alla lettura e ha colto alcuni aspetti. Se vuole mettere per iscritto alcune di queste osservazioni e mandarle ai curatori del volume, credo che le saranno grati. Molto modestamente, non sono all'altezza di... È bene questo, perché... Volevo fare una precisazione sempre su Urbia. Cioè non si costruisce una chiesa come quella di San Simplicio, che dal punto di vista, diciamo, anche della sua, come dire, sontuosità, se vogliamo dire, della sua, ecco, non si costruisce in un luogo senza importanza, si costruisce dove evidentemente c'era una popolazione, che aveva una certa importanza, ecco, voglio dire, rispetto a Galtellì o ad altri, o a Posala. Posala, sì, è stata fondata in epoca romana, però non c'era niente, voglio dire. Poi è stato edificato il Castello della Fama, evidentemente, perché anche lì aveva la sua importanza, eccetera. Per quanto riguarda la disposizione della chiesa di San Simplicio orientata a occidente, si è trascurato di dire che molto probabilmente, cioè sicuramente sotto la chiesa di San Simplicio c'è sotto proprio l'altare, probabilmente c'era la tomba del martire. Ecco perché si è fatta questo orientamento. Di sicuro c'è anche un corridoio che univa l'altare alla parte destra della chiesa, dove c'era la Porta Santa fino almeno all'800, quando poi è stata abolita la diocesi di Civica e portata alla diocesi di Astinti, cioè c'era già Astinti ovviamente, ma quello ha costituito poi, è stata totalmente abolita. Sì, intanto la ringrazio. Allora, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, sì, il giudicato di Gallura è quello meno studiato. Olbia, la storia di Olbia, come lei sa meglio di me, si sta riscrivendo grazie anche a tutte le scoperte archeologiche
che hanno rivelato dei dati importantissimi, tra cui appunto quello, le famose navi affondate. Quello è stato un punto miliare della storia in generale del Mediterraneo, non soltanto della città di Olbia. Quindi ci sono molte cose da rivedere. Poi chiaramente il libro è un mattone grande, occupa spazio nella libreria, ma sono quasi, quante sono, 500 anni di storia, 400 anni di storia, sicuramente avremmo dimenticato tante altre cose anche in altri contesti, quindi comunque la ringrazio delle segnalazioni. Per quanto riguarda la chiesa di San Simplicio, la chiesa di San Simplicio è veramente bellissima, tra l'altro, da vedere ed è molto importante, però guardi che le chiese si costruiscono per tanti motivi. Le faccio l'esempio della chiesa di Sant'Efisio. La chiesa di Sant'Efisio, come la vediamo oggi a Nora, della fase dei Vittorini, dei monaci Vittorini, è costruita là nel momento in cui lì non c'è più la città di Nora, per dirle, perché lì c'era un culto per Sant'Efisio più antico e i Vittorini potenziano questo culto e fanno costruire questa basilica, ma lì Nora non c'è più e questo lo sappiamo benissimo perché stiamo scavando a Nora. E Nora non va oltre l'inizio dell'VIII secolo, mentre la chiesa che noi vediamo oggi è quella dei Vittorini che la costruiscono dopo il 1089. Quindi non sempre c'è la frequentazione, cioè c'è una città quando si costruisce una chiesa. Magari si mantiene il culto antico, no? E così glielo posso dire perché non ci sono materiali, cioè la città di Nora muore all'inizio dell'VIII secolo e questo ormai è sicuro. Quindi ovviamente all'inizio il primo culto di Sant'Efisio è nato quando c'era la città, ma la chiesa che lei vede adesso è costruita quando Nora non esiste più, rimane il santuario, quindi questo non è detto in generale. Adesso il caso di Olbia è diverso, però per dire non è una regola precisa. Poi per quanto riguarda la tomba di Simplicio, io faccio l'archeologa e lei lo sa che gli archeologi sono come San Tommaso, finché non la trovo la tomba di San Simplicio non posso essere sicura che ci sia. Però le dico che sicuramente lì c'è un culto antico. San Simplicio è uno dei pochi che è citato nelle fonti agiografiche antiche, quindi sicuramente c'è un culto. Se lì sotto c'è la tomba, sì, certamente può aver determinato l'orientamento, ma la tomba è così, io posso mettere l'abside di qua o l'abside di là, non è che mi determina la posizione dell'abside, capito? Mi determina la posizione del presbiterio, ma poi io l'abside la posso mettere da una parte o dall'altra. Quindi quello, lei mi ha detto che ha fatto le ricerche e quindi non lo so se voi l'avete trovata la tomba di San Simplicio. No, sostanzialmente non me ne voglia, non è stato rinvenuto. Allora, ipotesi ne sono state fatte tante da professor Panetta. Il problema è che non sono state verificate scientificamente. Gli ultimi indagini sono stati dei testimoni, uno sul lato lungo, un altro in prossimità dell'abside. Soprattutto in prossimità dell'abside hanno mostrato che il fondamento dell'abside è poggiato direttamente sulla roccia, cioè è stato sul tacco di granito, è stata creata una superficie piatta dove è stata impostata la prima chiesetta, okay? Ed è completamente pulito, roccia, granito, senza né possibilità di tombe né altro. E questo è uno scavo stratigrafico fatto da dottor Carrera, che sia poco tempo fa era il funzionario di zona competente per Olbia. Mi permetta, professoressa, il problema, la gallura è studiata da tanti. C'è il professor Pina, c'è il dottor Zedda, c'è il dottor Ancano, qualcosa ho provato a fare anch'io nel mio piccolo, con mia moglie, la dottoressa Bacci. Gli studiosi sono tanti per la gallura. Noi siamo arrivati da un precedente con tanto di cappello fatto da Panetta, da professor Dionigi Panetta, che era il preside di un istituto qua. Gli studi, con l'andare del tempo, la pubblicazione i giudicati di gallura del 78 a 50 anni, ok? E chiaramente questo studio va revisionato, rivisto, rielaborato, confrontato con l'archivio di Stato di Pisa, l'archivio di Stato di Genova, tutte quante, cioè tutti quei luoghi che forniscono della documentazione.
che aiutano, incrociando le fonti, ad avere una notizia più accurata. E lei ha parlato di Terranova. Io personalmente le posso dire che più grande della chiesa di San Simplicio c'è la chiesa di Sant'Eliseo, andando a Golfaranci, solo che non è conosciuta, di dimensioni più grosse, ok? Dimensioni, quindi a giustificare l'intenzione di costruire Castrum Terrenove, un piccolo castello sul Cocuzzo, è alla pari di Pontes a Galtelli. I diritti che lei citava in merito al porto di Terranova c'erano anche il porto di Urizet, che era un rosè nel Medioevo, e diverse altre località. Il fatto che nel testo non ci siano è perché le ricerche qua in Gallura sono partite un po' più tardi rispetto a quanto la professoressa ha portato avanti, ma da tantissimi anni, da quando io ero alla triennale a Cagliari, insomma. Grazie. Un aspetto che io faccio anche la guida turistica, quindi a volte quando, cioè, diciamo non lo faccio più, lo facevo, ogni tanto accompagno i soci dell'associazione e lo dico anche ai miei alunni. Quando si è fatta la contrapposizione fra Olbia e Galtelli, che Olbia è più grande, Olbia è più importante, stiamo parlando di oggi. Voi dovete immaginare una realtà completamente diversa, con delle dinamiche completamente diverse, altrimenti non riusciremo a spiegarci. Io non so quanti di voi conoscano oggi Ardara, era la capitale di un giudicato, ha una delle chiese più belle, passatevene, San Simplicio è bellissima, ma anche Nostra Signora del Regno ad Ardara ha il suo perché, e oggi è uno che arriva ad Ardara, vede Nostra Signora e dice: cosa ci fa questo gioiello in questo paese? Perché bisogna sempre pensare con gli occhi di cos'era quel posto secoli fa. Ardara è la capitale del giudicato di Torres, ma succede in qualche maniera a Porto Torres, che era un centro molto più importante, perché ci sono dinamiche che oggi non riusciremo magari a comprendere, perché c'era una questione di sicurezza. Porto Torres è sul mare, Ardara è più all'interno, quindi si poteva proteggere meglio. Però oggi non diremmo mai che Ardara era una capitale di un regno, perché io non sono andato via, forse il signore di prima, è vero, i giudicati, a me piace chiamarli giudici e piace chiamarli giudicati, però è vero, erano dei regni a tutti gli effetti, e quindi dobbiamo immaginarci Ardara, che è un paesino di quanti abitanti, ci hanno detto 600 abitanti, come capitale di un regno. Oggi fa sorridere, ma nel Medioevo era così. Peraltro a Galtelli c'è inedificata una cattedrale che, se fosse stata finita, sarebbe tra le più grandi basiliche in Sardegna. E poi sul discorso delle cattedrali e delle capitali aggiungo che non è il concetto di capitale come lo intendiamo noi, perché abbiamo detto prima che i giudici vengono fuori da queste elite, no? Ecco, quelle erano le sedi, cioè, voi immaginate tanti fratelli di una stessa famiglia che hanno le sedi in vari posti, cioè questo noi come lo sappiamo? Perché i documenti, come ci ha letto prima il professore, recano la firma del luogo in cui sono. Noi abbiamo documenti firmati ad Uta, perché Uta era una delle cosiddette residenze giudicali. Ora ce l'avete presente Uta oggi? A parte quella meravigliosa chiesa che si capisce anche perché c'è a questo punto, perché c'è qualche committenza elevata che la fa costruire, che è splendida quella chiesa, ma a parte quella chiesa credo che 4 case in croce ci siano, ma anche allora era una cosiddetta villa, non nel senso moderno del termine, ma nel senso di villaggio. Perché ha importanza? Perché lì risiedeva quella famiglia che fa firmare lì i documenti. Quindi quando noi parliamo di residenze giudicali, più che ancora che di capitali giudicali, intendiamo le residenze di queste famiglie. Quindi si spiega Ardara,
perché non abitano più a Cagliari, ma vanno a Santa Igia. Secondo un'ipotesi di Giovanni Serrella, un altro dei curatori di questo volume che oggi non è potuto venire, addirittura i primi regnanti non sono neanche a Santa Igia o Santa Gilla, come la vogliamo chiamare, ma addirittura a Pluminos, perché ci sono dei documenti, che sarebbe l'attuale Flumini, vicino a Cagliari, ci sono i primi documenti, sono firmati a Pluminos. Quindi, secondo la sua ricostruzione, questa famiglia si sposta da Cagliari prima a Pluminos e poi prende Santa Igia o Santa Gilla, che dir si voglia. Quindi dobbiamo, appunto, come dice Giuseppina, anche calarci in quelle che erano le realtà dell'epoca, che erano ben diverse. Quando noi parliamo di capitale, non è Roma, è molto spesso un villaggio, non più di un villaggio. C'è un ultimo... Addirittura nel giudicato di Gallura ci sono documenti firmati a Suracchi, che è una località di campagna nell'abitato di Bassa Cutena, non mi ricordo se è comune a sé stante o addirittura è frazione del Tempio. Un centro documentato della residenza di Ma infatti vicino a Logossato. Come sostiene c'è un altro intervento sintetico. No, volevo rispondere alla professoressa. Nessuno, non sto confrontando l'Olbia di oggi con l'Olbia del 1100, del 1200 e del 1200, cioè non sto parlando di, insomma, nessuno ne ha parlato di questo, non è che sto parlando di Olbia attuale, sto parlando di Olbia di quei tempi, che attestata la sua, era abbastanza popolosa da documenti pisani. Quindi non sto parlando dell'Olbia attuale confrontandola con Galtellini e Bodi, nessuno ha parlato di questo. Quanto alla chiesa San Simplicio, nessuno sta dicendo che è la più grande, sto solo dicendo che in Sardegna fra le chiese romaniche ha la sua importanza. Poi per quanto riguarda, questo rispondo al signore che sta dicendo, nell'Ottocento, questo lo scrive il padre Danilo Scomparini, ha fatto 2 volumi sull'Olbia cristiana, lui ha scritto che sotto la chiesa ci sono delle citazioni di De Cortes, che faceva allora dei lavori nella chiesa di San Simplicio, e lui ha detto espressamente che è sceso in questi sotterranei della chiesa. Quindi ci sono. Se poi vogliamo dire, ci sono davanti alla chiesa, c'è una necropoli dove sono state rinvenute 400 tombe o 500 di varie epoche, è perché dove ci sono le necropoli ci sono gli abitanti, non si costruiscono i cimiteri oppure le tombe dove non ci sono gli abitanti. Evidentemente c'erano gli abitanti, è chiaro questo? No? Sì, ma bisogna vedere i periodi. L'esempio che le ho fatto di Nora. Che abbraccia la storia millenaria di questa città. Cioè, allora, guardi, ci sono tombe medievali, ci sono tombe del periodo romano. È sicuro che sono medievali? Certo. Sulla base di? Gli ultimi scavi che hanno fatto prima di costruire la piazza hanno scavato e hanno trovato tombe delle varie epoche, ma che aveva già scavato adesso un precursore, che era il dottor Tamponi, che era il precursore della ricerca archeologica di Olbia, che è stato anche un delegato nazionale per quanto riguarda le Belle Arti, che ancora non esisteva. Tutte le ricerche che sono state fatte dopo dal professor Panelli e altri studiosi hanno sempre seguito i primi studi del professor Tamponi nell'Ottocento, nei primi decenni dell'Ottocento. Tra l'altro, per errore di cronaca, durante gli scavi si è preso la polmonite ed è deceduto abbastanza giovane, sempre lì nella necropoli San Simplicio. Mi dispiace, però guardi che se sono studi fatti nell'Ottocento, questo glielo dico per esperienza. Sto dicendo, nel senso che nell'Ottocento il professor Tamponi, diciamo. No, nel senso che sono preziosissimi, però, perché loro hanno visto cose che noi non vediamo, però il metodo con cui hanno fatto le indagini, lo sapete, ve lo dico perché io ci combatto tutti i giorni essendo una tarda antichista, si eliminavano tutti gli strati superficiali per arrivare agli strati più antichi, capito? Per quello glielo dico, quando noi abbiamo le testimonianze
che risalgono a molto tempo fa, le prendiamo in considerazione perché ci danno comunque dei dettagli importanti che noi non vediamo più, però andiamo un po' più con cautela quando ci danno il dato cronologico, perché molto spesso hanno intenzionalmente eliminato alcune cose, capito? Cioè quando scaviamo noi oggi, conserviamo, pure se troviamo dentro un frammento di bottiglia di birra, lo conserviamo perché vuol dire che quello scavo, quello strato è stato intaccato oggi, quindi non è più sicuro. Loro lo buttavano, capito? E quindi loro hanno tolto un dato importante alla ricostruzione storica, perché ci presentano le cose come intatte e magari non erano intatte, l'avevano già scavato, capito? Questo lo voglio dire. Ma comunque no, io non è che voglio mettere in dubbio che lì ci sia né il fatto. Allora, la storia di Olbia si sta riscrivendo, ci sono delle cose nuove. Sicuramente Olbia ha avuto una fase di stasi dopo quel famoso attacco delle navi. E guarda, le dico un'altra cosa, che curiosamente in Sardegna non si trova una moneta dei Goti, che invece ci sono dappertutto. Questo è abbastanza indicativo perché la porta verso Roma era Olbia, quindi questo coincide con quel famoso periodo dell'attacco dei Vandali. Quindi è probabile che in quel momento ci sia stata un po' una stasi della vita nella città. Poi c'è una ripresa dopo, ma il porto, da quello che so io, però ditemelo voi che lavorate su Olbia, riprende nel Medioevo pieno. Temporaneamente, perché poi dagli studi fatti da da Mattone, il porto viene completamente abbandonato perché a bocca si interra continuamente per via dell'apporto detritico dei fiumi, è costante, quasi ogni secolo Tilocca aveva accertato delle alluvioni che depositano materiale, terra. Il porto sostitutivo diventa Porto San Paolo e poi subentrano anche Santa Lucia e anche Bucinara, il sistema delle isole. È quello che ha pieno, diciamo, sviluppo nel basso medioevo e sotto il periodo di dominazione aragonese. Ecco, quindi diciamo che la situazione è un po' più complicata. Poi c'è comunque, noi questo libro ci fermiamo ai giudicati, e ognuno dei giudicati alla fine in un momento diverso, non finiscono tutti nello stesso periodo. Il discorso di Vogo Santo non l'abbiamo inserito, l'ha scavato Fabio Pinna, che è un mio carissimo collega, non l'abbiamo inserito perché come cronologia andava più avanti rispetto ai limiti che ci siamo posti nel nostro testo, capito? C'è il Vogo Santo. Sì, però ha testimonianze anche ben più tardi, quindi c'è soltanto un accenno. Capito? Quindi noi ovviamente abbiamo avuto dei limiti cronologici perché sennò avremmo avuto. Devo chiudere? Sì. Se no poi ci chiudono dentro e diventiamo lunedì. Dobbiamo stare fino a lunedì poi. Sì, no, in effetti c'è fresco, quindi si può stare bene. Io veramente, io penso di parlare a nome di tutti e tre, siamo, anzi in realtà a nome di tutta l'associazione, siamo veramente contenti ed entusiasti dell'ospitalità, della reazione, dei feedback, della curiosità anche. Quindi se già avevo pensato di cogliere l'invito di Uniolbia a una futura collaborazione dall'autunno, visto l'entusiasmo con cui è stato recepito l'argomento, direi che potremo sentirci perché è sicuramente una platea, un pubblico molto interessato, a me fa piacere. Io chiudo facendo la presidente dell'associazione, come sempre, e quindi chi volesse e fosse interessato a tesserarsi all'associazione può chiedere a Giorgio. Noi viviamo, ci autososteniamo con le tessere dei soci e che ci permettono poi di portare avanti tutta una serie di attività più, diciamo, scientifiche, alcune, altre più ricreative, conviviali, come le escursioni, i viaggi, quindi operiamo in diversi modi. Devo aggiungere qua? Il costo della tessera è molto diciamo accessibile a tutti, 20 euro l'anno, quindi si può fare. Grazie a tutti, grazie ancora a Uniolbia e alla prossima.
Ma che io ho fatto? Me ne vado. Ma io